Il libro è la storia di una donna a cui improvvisamente la vita ruba qualcosa, mettiamola così, è oggetto di un furto questa donna. Un furto, il furto è una cosa che non ti meriti, ad esempio, il furto è una cosa improvvisa e che non ti meriti. Non le entrano in casa, le entrano nel corpo in qualche modo e si portano via qualcosa, questo qualcosa sono sensi. Racconta della perdita di sensi, ma provate a far finta di non avere il gusto e per l'odorato comunque si dice ti tappi il naso, ma comunque la percezione dell'odorato ce l'hai anche da dentro, per cui non riesci comunque mai ad annullarla completamente. Il gusto poi forse è quello proprio che non puoi simulare, non c'è un algoritmo che te lo consenta. Beh, la domanda dopo per una persona che è anche al primo libro pubblicato, intendo, è proprio la domanda classica: perché? Perché? Perché questo libro è qua e perché siamo qua noi oggi? Allora, il libro è qua perché mi sono detta, dopo 5 anni di mancanza di questi sensi, e che era arrivato il tempo di dirlo. Quindi il libro è qui soprattutto perché è oggetto di una catarsi, cioè per dire una parte di questa perdita e rimettiamola in piazza. Perché? Perché attraverso la perdita io ho riscoperto delle abilità e altri piaceri, e quindi il libro è soprattutto, nella seconda parte, una consegna, una piccola riflessione sul fatto che si può compensare la perdita, le perdite che ci sono nella vita, cercando all'interno dei propri percorsi o comunque all'interno delle proprie risorse degli elementi che ti aiutano automaticamente a compensare, che non è semplicemente la visione un po' così o di un ottimista militante come me. È quello che succede tranquillamente anche in natura, no? Gli animali che perdono pezzi, io ho visto il filmato del naso, della proboscide dell'elefante, un cavo che usa poi la coda. E quindi il libro è qui perché intanto un bel piacere di aver superato, di avere il coraggio anche di dire a una persona che continua a dire assaggia che è buono, perché no, non posso. Lì io poi i colori e la consistenza, perché chi come me non ha il gusto, il piacere che ha è di mangiare cose consistenti, quindi di sentire il piacere. E mangia con gli occhi anche questo, cioè di cercare nelle cose che ci circondano degli elementi che ci fanno proprio consistenza, piacere, non lasciare andare le cose che non ci piacciono tantissimo e prendere le cose che invece ci piacciono. Quindi... Le prime settimane sono state difficili, come tutti i condannati in cella. Mi sono chiusa in un silenzio, in un torpore di attività, un periodo di lento e indolente sopravvivere. Ho iniziato la mia involuzione gastronomica e dalla mia alimentazione sono spariti tutti i cibi morbidi, mollicci e melmosi. Una quantità enorme di carboidrati croccanti è apparsa nella mia dispensa e un'impropria quantità di effusione è uscita dalla mia vita. Come tutte le sentenze, gli effetti che lasciano sono di ingiustizia, di punizione inadeguata, anche quando sai di aver commesso il reato per cui si è giudicati e condannati. Le tue motivazioni intime sono sempre inascoltate e tenute in considerazione in maniera inadeguata. Le attenuanti a cui tu vorresti si rifacessero sono delle giustificazioni a cui solo tu riesci ad appellarti. Lei si reinventa la vita, reinventa il modo di affrontare dalla quotidianità all'intimità al rapporto con l'esterno. Il libro racconta questa fatica, racconta anche una serie di... ci sono un paio di episodi anche divertenti. Ora, quello che mi ha colpito di più
che secondo me anche è tra quelli divertenti, quello che manifesta di più anche la forza che ti può dare in questi casi chi ti è vicino, chi ti ama. Ci sono anche momenti intimi, questo non è tanto intimo, però mi ha divertito da morire, è la scelta del profumo. Tu sei una donna di classe, lo sappiamo tutti, molto attenta anche quando ne avevi 7 di sensi a come ti vesti, a come ti comporti, a come ti pettini, a come ti trucchi e sei perché ti piace, perché ti piaci. E quindi questo, e certamente ti manca un senso che serve anche a, diciamo, a completare i rituali di una donna come te, e c'è un passaggio che non leggeremo perché così avete una ragione in più per avere il libro con voi, in cui l'uomo che t'ama sceglie con te, per te, il profumo in profumeria descrivendotelo